Potrebbero arrivare lauti finanziamenti, ce ne parla il presidente del progetto Vegal Veneto Orientale, Annalisa Arduini. Siamo nella sede del GAL con la presidente Annalisa Arduini, reduce tra l'altro da un viaggio di lavoro a Bruxelles. Direi che le programmazioni proseguono, presidente. Sì, allora questo è un momento molto importante e delicato anche perché siamo al termine della programmazione 2007-2013 per la quale tutte le opere e i progetti devono essere terminati ed eseguiti entro la fine del 2014 e la programmazione nuova 2014-2020. Come dicevi giustamente, sono stata a Bruxelles in data 17-18 aprile ed ho assistito ad un tavolo di lavoro organizzato dalla rete rurale europea e dalla rete Farnet, dove si parlava proprio di quelli che sono stati i risultati dell'approccio leader e di quelle che sono le aspettative di tutti i GAL e anche i GAC europei. GAC sono i gruppi di azione costiera che attingono ai fondi FEP per la pesca. Dicevo quelle che sono le aspettative per appunto la nuova programmazione a venire. Noi come GAL stiamo veramente cercando di far aderire tutti i soci agli ultimi bandi aperti. E tra l'altro, avendo noi il segretariato della conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, uno di questi esempi potrebbe essere proprio il piano strategico che la conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, nella persona del presidente Paludetto, ha sistemato individuando quelle che sono le 3 priorità per appunto i comuni del Veneto Orientale: difesa idrogeologica, banda larga e itinerari. L'importo, giusto per avere un'idea dell'importanza, si aggirerebbe sui 23 milioni di euro, quindi è un importo veramente cospicuo che andrebbe a cercare di attingere alle ultime risorse, come dicevo, della programmazione 2007-2013.